È finito ai domiciliari su disposizione della Procura di Rovigo e ad opera della Guardia di Finanza di Este il responsabile dei servizi finanziari del comune di Masi, paese dell'area montagnanese. L'uomo, 57 anni, che ha occupato quell'incarico fino al giugno 2019, è accusato di peculato. Il funzionario si sarebbe appropriato poco alla volta di ben 125.000 euro dalle casse comunali di un paese che conta nemmeno 1800 anime. Oltre alla misura cautelare ai domiciliari, le Fiamme Gialle Padovane gli hanno sequestrato 11 conti correnti e 4 immobili e perquisito, come richiesto dal magistrato, tutti i luoghi nella sua disponibilità. Era stato lo stesso municipio a segnalare alla procura polesana la situazione di dissesto finanziario in cui versavano le casse comunali e nel tempo sono emersi rilevanti ammanchi di cassa. I finanzieri hanno verificato che il dipendente, con degli artifici contabili, riusciva a pagarsi lo stipendio più volte nello stesso mese. Gestendo anche la cassa del comune, intascava somme extra falsificando i mandati di pagamento dei servizi da parte degli utenti, oppure arrivava a presentare ricevute e scontrini, perfino raccogliendoli per strada, per spese mai sostenute. 23 bonifici disposti illegittimamente dall'indagato a suo favore per un ammontare complessivo di 115.000 euro. La seconda tipologia invece è relativa al numero 149 operazioni di incasso e di pagamento tramite la cassa economale che ammontano ad un importo complessivo di 10.000 euro. Complessivamente il danno cagionato all'ente è di 125.000 euro. Il dirigente godeva di fiducia e di credibilità per le capacità professionali dimostrate nel trattare le incombenze burocratiche. Le ipotesi di reato contestategli sono quelle di peculato e di falso materiale e ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici, per i quali la legge prevede pene severe.